La Sicilia verso il rosso, o chiude Conte o ci pensa Musumeci. Il cartello sociale con in testa Don Mario Sorce vigila su ANAS. Non nascerà un impianto di sali potassici nel comune di Realmonte, anche il TAR boccia i Talcali. Inaugurato a Montevago in occasione del 53esimo anniversario del terremoto del Belice, un museo all'aperto. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Sicilia rossa è deciso, Musumeci incalza Roma, il governatore annuncia la linea dura, o ci chiude Conte o sigillo io le zone a rischio, solo un centinaio i comuni covid free. L'ANCI sottolinea però che con l'isola Chiazze i controlli sono difficili. Il servizio di apertura di Lello Casesa. Abbiamo chiesto a Roma di dichiarare la Sicilia zona rossa per 2 settimane. Se non lo farà, provvederò con mia ordinanza nelle aree a maggiore incidenza di contagio. Lo ha detto ieri sera il governatore Musumeci, seriamente preoccupato per l'aumento dei contagi e di impressione dei sindaci delle città siciliane, terrorizzati anche e soprattutto per la mancanza di ristori destinati alle attività economiche e produttive. Confidiamo nei ristori e nel comportamento rispettoso da parte dei cittadini, dice Musumeci, rivolgendosi ai sindaci che chiedono misure più restrittive in vista dell'aumento dei contagi. L'assemblea dell'ANCI, presieduta da Leoluco Orlando, è tornata a riunirsi. L'inasprimento delle misure non può essere la risposta al comportamento incosciente di troppi cittadini e cittadine, anche se Orlando non ha proprio chiesto la zona rossa per Palermo. Il nodo da sciogliere è quello dei controlli. È più difficile presidiare un'area rossa che confina con una giallo-arancione. Ci vogliono molti più uomini. Gli uomini per far rispettare le regole, come dicono i prefetti, non bastano. Arriverà intanto entro oggi la risposta del ministro Speranza, insieme al report settimanale della cabina di regia, per decidere il colore della Sicilia, ancora arancione sicuramente per poche ore. I criteri decisivi per entrare in zona rossa sono 2, una valutazione del rischio alto ed un RT che nell'intervallo inferiore superi 1,25. La Sicilia ricade nel primo fattore, ma non ha ancora sfiorato il secondo, l'indice RT sarebbe poco inferiore a 1,20. Sul tavolo del Presidente è depositato anche un monitoraggio dell'assessorato alla salute sui 390 comuni siciliani. Nella lista del rischio più alto, oltre Palermo, Catania e Messina, ci sono decine di altri centri. Si sta anche affrontando in queste ore il tema della scuola dopo la sospensione delle vacanze natalizie e la leggera ripresa di elementari e medie poi sospese. I ragazzi dovrebbero rientrare lunedì 18 gennaio, ma si sussurra ormai da diversi giorni e con l'arrivo del colore rosso in Sicilia che la riapertura delle scuole sembra essere sempre più lontana. Alla luce del numero dei contagi che stiamo registrando negli ultimi giorni in Sicilia, ho appena chiesto al governo centrale, al ministro Speranza, di condividere la volontà di dichiarare già domani zona rossa tutta la Sicilia. Se Roma non dovesse condividere questa nostra richiesta, io stesso sarò costretto a delimitare alcune aree in zona rossa. Abbiamo il dovere di correre ai ripari. La irresponsabilità di una minoranza non può costringerci a restare chiusi per mesi e mesi, quando invece il resto d'Italia riaprirà. Ed il nostro direttore Arturo Cantella ha chiesto ai cittadini cosa ne pensano della Sicilia in rosso. Vediamo. Zona rossa sì, zona rossa no, cosa ne pensano gli agrigentini? Intanto c'è chi ancora attende ristori. La situazione è grave, quindi come del resto c'è la possibilità di diventare zona rossa, un momento ora ed essere positiva, perché dovrebbe essere una restrizione visti i contagi che si stanno cominciando a creare, e anche per noi stessi e anche per tutelare i nostri cari. Però in questo momento la zona rossa è l'unica soluzione, anche se dall'altra parte penalizza tutto il settore commerciale, soprattutto la ristorazione, i vari commercianti che necessitano di lavorare per affrontare le spese e soprattutto per affrontare i bisogni familiari.
Sembra che i bar ultimamente sono stati presi di mira, addirittura si vuole vietare anche l'apertura per chi non ha la cucina. Sentiamo il parere di un noto barista agrigentino. Ma a quanto si legge da Google, da internet, praticamente dicono che i bar in realtà potrebbero stare aperti da sport, se non ho capito male. Però il punto è, se c'è la zona rossa, la gente non può uscire da casa, non abbiamo con chi lavorare. E non so, se è la cosa giusta da fare, che la facciano per bene, anziché per 2 settimane, per il tempo necessario che si risolva, magari prima della primavera, perché non penso 2 settimane giovino a nessuno. Poi io faccio il barista, non sono ministro della sanità, però speriamo che valga qualcosa, perché qua dobbiamo fare i conti con la fame, a parte il virus, che perlomeno dia un aiuto a questa categoria e a altre categorie che sono ancora peggio sistemate di noi. I ristori sono arrivati? Allora, noi personalmente ancora no, perché siamo andati a informare l'ufficio delle entrate, noi abbiamo diversi codici Ateco, allora loro nel dubbio non hanno pagato neanche uno, quindi ci hanno chiesto di mandargli una PEC dove specificavamo i nostri codici Ateco in maniera tale da poterci pagare, quindi speriamo, l'abbiamo già fatto e speriamo che il prossimo turno, la prossima programmazione ci arrivi qualcosa, perché da fine ottobre che noi non prendiamo nulla e qua lavorando da sport... E siete stati chiusi anche? Sì, ma il problema è che noi lavorando da sport facciamo il 25% del lavoro che facevamo prima e quindi riusciamo a pagare le spese vive e a dare qualcosa agli operai, ma per noi ci stiamo, diciamo, un po', stiamo andando avanti con qualche soldo che abbiamo da parte, che a lungo andare finisce. E la zona rossa è già scattata da 2 giorni a Gela. Vediamo. Gela già zona rossa da alcuni giorni, come reagiscono i cittadini? Buongiorno a voi, buongiorno ai telespettatori. Devo dire che la città sta rispondendo bene, ha capito che era necessario procedere alla dichiarazione rossa perché la situazione stava diventando sempre più grave e più pesante. Non è un caso che i dati, nostro malgrado, della curva dei contagi continuino ancora a salire. Tutto questo indubbiamente ha creato, non dico allarmismo, ma parecchia preoccupazione in maniera diffusa. La gente è tornata a prendere piena consapevolezza della situazione, come d'altra parte aveva già fatto nella prima cosiddetta fase, e si è ritornati ad essere più rispettosi, più rigorosi dei DPCM, delle linee guida e delle cosiddette regole elementari per evitare il contagio da Covid-19, e cioè dire il mantenimento della mascherina, il distanziamento, evitare gli assembramenti, insomma quelle linee guida e quei suggerimenti che tutti gli scienziati dicono di rispettare. A questo si aggiunge che oltre alla dichiarazione rossa del Presidente della Regione c'è stata un'ordinanza mia per inasprire ulteriormente talune restrizioni, proprio nella logica di restringere al massimo la possibilità di uscire da casa, evitando di poter andare a fare acquisti o andare dal barbiere o dalla parrucchiera o nei centri estetici o nelle palestre o nella villa comunale, insomma tutta una serie di misure mirate a prendere consapevolezza ai cittadini che la cosa più opportuna, più logica in questo momento, seppur con grandi sacrifici, perché occorre cambiare stile di vita, limitazione della libertà personale e quant'altro, ma la migliore cosa è quella di stare a casa e uscire quando proprio è necessario, per motivi di salute, per motivi di lavoro o per acquisto degli alimenti. Se dovessimo parlare di dati e di ricoveri, Gela com'è messa? Noi abbiamo 848 persone contagiate ai domiciliari, 38 persone ricoverate all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela,
e in più siamo intorno ai 35 decessi da Covid-19 da quando è iniziata questa pandemia. Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha presentato la sua lettera di dimissioni. A breve farà una nuova ordinanza e se fallirà le sue dimissioni tra 20 giorni saranno irrevocabili. Tutto parte proprio dalla querelle nata in seguito alla gestione della pandemia. Vediamo. Perché da domani scatta il conto alla rovescia. Da domani passeranno, come dice la legge, per farli diventare efficaci, 20 giorni. 20 giorni. Trascorsi 20 giorni da domani, io non sarò più sindaco della città di Messina. E sappiate che questo atto non è soggetto a revoca da parte mia se la comunità deve continuare ad avere la paglia coperto da una cupola dal fare mafioso, e di conseguenza non è pensabile che la città di Messina, dopo aver denunciato, dopo aver fatto tutti questi tavoli tecnici, debba subire le angherie di Nello Musumeci e del suo assessore Ruggero Razza. Voglio vedere se anche di fronte alle dimissioni di un sindaco ancora si continua a tenere qui la paglia. Questo voglio vedere. Ecco perché io la paglia. E voglio vedere ora chi insorge anche di fronte a questo gesto estremo. Ora scatterà il conto alla rovescia, sì, perché io non posso accettare che la mia città venga uccisa per questa visione del presidente della regione di Ruggero Razza. E con una denuncia pubblica all'estrema conseguenza offro la mia persona per la mia comunità. E non è finita qui, perché da domani sarebbe entrata in vigore l'ordinanza che io ho revocato martedì scorso. Molti imprenditori mi hanno fatto sapere che chiuderanno ugualmente perché la considerano valida. Sì, e io vi ringrazio. Io l'ordinanza la rifarò. Domani la preparerò. Aspetterò i provvedimenti ora nazionali, che pare che ci stiano riservando ormai zona rossa in tutta la Sicilia. Aspetterò il pavido Musumeci cosa farà, pavido politico, e comunque sabato ci sarà l'ordinanza della chiusura totale. Io chiuderò il mio mandato prendendomi la responsabilità di interrompere questa catena di contagio che è scappata di mano. Il questore già sa cosa rischio e non ho paura, ma io l'ordinanza la farò e farò di tutto per farla rispettare. E leggo il mio destino al risultato di questo mio provvedimento. Se la mia ordinanza fallirà, ecco l'altro elemento, io non revocherò le mie dimissioni, perché io sono un uomo delle istituzioni, che se sbaglia la ricetta toglie il disturbo, se ne va. E quindi ora si farà così, e non perché io sono un despota, perché io vi ho consegnato il mio destino politico. E quindi, se il risultato non arriverà in questi 20 giorni, ma con la ricetta di cui io mi prendo la responsabilità, si può aprire la campagna elettorale.
Queste sono le due questioni sulle quali non starò a guardare. Farò di tutto per far rimuovere la paglia e quindi la denuncia pubblica. Parliamo adesso della crisi di governo, il governo nazionale. Il nostro direttore Arturo Cantella ne traccia le linee con l'avvocato Quattrocchi. Vediamo. Avvocato, una sua battuta su questa che è crisi di governo. Secondo lei si va alle elezioni, ha fatto bene Renzi, Conte sopravviverà grazie all'aiuto di tanti che lo salveranno? Che si vada alle elezioni non lo credo affatto. Che si debba formare un nuovo governo in cui il capo del governo non sia Conte mi sembra la cosa più probabile ed è necessario che si faccia per un semplice motivo, perché non si può improvvisare una maggioranza che non c'è, che non esiste. C'è da fare scelte decisive per le prospettive future dell'Italia e per salvare l'Italia da questo disastro economico e da questo fallimento totale. E allora non può essere evidentemente né Conte né qualcuno che raccolga persone che hanno volontà di crearsi un futuro o comunque di improvvisare una maggioranza. Qui bisogna passare attraverso la collaborazione di tutte le forze. Ci vuole la nomina di un presidente che raccolga il consenso delle Camere e del Senato e quindi ci vuole una unità nazionale che si deve da un momento di eccezione a un momento di particolare disagio per il Paese. Questo è il momento da considerare attentamente. Deve essere una persona che non può essere né legata a un partito né legata. La persona più adatta mi sembrerebbe l'ex presidente della Corte Costituzionale che è apprezzata ed è una donna e potremmo avere finalmente anche noi una donna a capo del governo. Abbiamo necessità di avere persone che possono intervenire in una situazione di assoluta emergenza del Paese e lasciamole al loro posto. Debbono intervenire se effettivamente è necessario e se può essere utile e in questo momento non è utile. È utile invece ritrovare una unità, un accordo su come investire queste somme che sono un prestito, la gran parte sono un prestito e quindi è un azzardo per l'avvenire e nell'azzardo per l'avvenire ci vuole responsabilità e Renzi ha fatto bene perché Renzi si rende conto che questo governo non era in grado evidentemente di affrontare il futuro del Paese. Con una maggioranza in cui c'è la forza predominante, preponderante dei 5 Stelle ancora, che sono assolutamente contrarie a ogni innovazione, a ogni cambiamento, perché ancora contrastano le opere edilizie da fare, le infrastrutture da fare, non sono forze di innovazione, sono forze di conservazione e diciamo anche in termini spregiativi cavernicole per certi aspetti. Ma questo tentativo di Conte di andare alla Camera e Senato e chiedere la fiducia cercando magari di raccattare qualche decina di senatori è rivoltante, ci dice a che punto si è ridotta l'Italia, perché questo è il trasformismo della peggiore specie, perché con queste scelte praticamente non bisognerebbe più chiamarlo Senato della Repubblica, ma Wall Street, perché c'è contrattazione, c'è vendita sotto banco di persone e di consensi, una cosa che è intollerabile. Sono convinto che la serietà, la responsabilità del Presidente della Repubblica, che per fortuna c'è Mattarella, non consentirà questo scempio e non consentirà di fare scelte sbagliate. Sarebbe giusto magari andare
chiedere le elezioni? Sarebbe giusto andare alle elezioni, ma in questo momento è preferibile che non si vada alle elezioni. È preferibile che questo Parlamento, che purtroppo è stato quasi dimezzato, compia un'ultima opera, così com'è, perché quello che verrà con queste condizioni e con questa legge elettorale sarà peggiore, meno affidabile sarà, perché se è difficile controllare un Parlamento con 1000 deputati, va bene? Immaginiamoci quanto sarà più facile invece controllare un Parlamento con un numero di deputati ridotti. Non bisogna tagliare il costo della politica riducendo i deputati, i rappresentanti del popolo, bisogna puntare a qualificare i rappresentanti del popolo, bisogna cercare una selezione, il merito, la capacità e soprattutto le condizioni di responsabilità verso l'avvenire del Paese. Patti nel Messinese, moglie accoltella il marito all'avambraccio, è stata arrestata, c'è il servizio. I carabinieri della stazione di Patti hanno arrestato in flagranza di reato una 53enne, già nota alle forze dell'ordine, ritenuta responsabile dei reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi e lesioni personali aggravate commessi in danno del marito. Nella mattinata di lunedì scorso, a seguito di segnalazione, pervenuta alla centrale operativa della compagnia Carabinieri di Patti, i militari del locale comando, unitamente a quelli della sezione radiomobile, sono intervenuti presso un'abitazione del centro cittadino dove poco prima la donna avrebbe, secondo l'accusa, aggredito il marito accoltellandolo. L'uomo, prima di essere trasportato in ambulanza presso l'ospedale Barone Romeo di Patti, riceveva le prime cure da parte del personale del 118 intervenuto, avendo riportato una ferita da taglio all'avambraccio destro, per la quale sono risultati necessari diversi punti di sutura. Nell'appartamento i carabinieri hanno rilevato la presenza di tracce ematiche sul pavimento dell'ingresso, nella cucina e del bagno, procedendo al sequestro di un coltello da cucina di grandi dimensioni, verosimilmente individuato come l'arma del delitto. Gli accertamenti condotti hanno permesso di raccogliere elementi a riscontro della reiterata condotta vessatoria tenuta nel tempo dalla donna nei confronti del marito mediante maltrattamenti, sottomissioni e aggressioni fisiche e pertanto la 53enne è stata arrestata in flagranza di reato con l'accusa di maltrattamenti contro familiari e conviventi e lesioni personali aggravate. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari in un luogo diverso dalla propria abitazione. Torniamo a parlare dei 3 imprenditori del settore della moda arrestati, fabbricavano i sogni delle giovani miss tra i 15 e i 25 anni per poi approfittarsene. I dettagli nel servizio. Ragazze anche di appena 15 anni costrette a prostituirsi se volevano avere una chance di sfondare nel mondo dello spettacolo, ragazze con il sogno di un palcoscenico che per anni si sono fidate di 2 impresari palermitani e hanno accettato di avere rapporti sessuali con uomini facoltosi pur di riuscire in quel piccolo, grande sogno. Le luci della ribalta, uomini che i 2 agenti proprietari di altrettante agenzie per modelli procuravano loro durante eventi in Sicilia, ma anche in Italia e all'estero. I 2 impresari, Francesco Pampa e Massimiliano Vicari, sono finiti in carcere ieri mattina in esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare firmata dal GIP di Palermo Fabio Pilato su richiesta del procuratore aggiunto Anna Maria Picozzi e del sostituto Sergio Mistretta. Un terzo collaboratore dei 2, Filippo Giardi, è stato messo ai domiciliari. L'indagine della sezione reati contro le fasce deboli della squadra mobile guidata da Rodolfo Ruperti in oltre un anno di lavoro ha scoperchiato il sistema con cui Pampa e Vicari favorivano la prostituzione anche minorile. Filippo Giardi, 36 anni, palermitano, è invece indagato del reato di prostituzione minorile per aver intrattenuto rapporti sessuali con una ragazza non ancora 18enne in cambio di denaro. Ad oggi sono 6 le ragazze che hanno ammesso di essere finite nel giro di prostituzione gestito da Pampa e Vicari. Repubblica ha approfondito la questione con scottanti interviste. Abbiamo avuto massimo sostegno della Procura di Palermo, che ha anche svolto atti diretti di indagine, sottolinea Ruperti. L'indagine è durata oltre un anno, in cui sono state sentite alcune ragazze con tutto il supporto necessario, dichiarazioni poi tutte avvalorate dall'attività tecnica.
A far scattare l'indagine nell'agosto del 2019 è stata la denuncia di una delle mamme delle ragazzine dopo aver raccolto lo sfogo disperato della figlia, una denuncia confermata poi dalle dichiarazioni della ragazzina che ha iniziato a lavorare con i 2 uomini all'età di 15 anni. La giovane vittima ha raccontato agli investigatori di essere stata iniziata quasi subito da Pampa, che l'ha poi proposta al socio vicario e poi indotta a concedersi ad uomini più grandi. Mamma, mi avevano fatto il lavaggio del cervello, mi sento sporca, ho avuto rapporti sessuali con Francesco e Max, non soltanto con loro, anche con altre persone che non conosco nemmeno, ma so per certo che erano pieni di soldi. Per ogni rapporto sessuale mi davano dai 100 ai 150 euro, sempre in contanti. Questo è solo un pezzo dell'agghiacciante racconto di una delle vittime, alla madre, sedute su uno scoglio a Colapesce, la punta di costa che divide il golfo di Mondello da quello della Daura. Uno sfogo duratore in un giorno caldo del 2019 che ha portato poi la denuncia da parte della madre e al via dell'indagine. Quanti sogni infranti per questa ragazza, re solamente ad aver seguito il loro istinto, che con una modica cifra di 50 euro per l'iscrizione alle agenzie credevano che avrebbero potuto far carriera, divenire miss, fotomodelle. Oggi quelle stesse passerelle fanno quasi paura. La nuda e cruda vicenda balzata alle cronache con i 2 orchi protagonisti brucia sulla pelle delle tante vittime. Le ragazze provengono da quartieri spesso operai della provincia di Palermo, ma non solo. Repubblica annovera Borgonuovo, Zisa, Pallavicino, Tommaso Natale, Altofonte, la vicina Alcamo, nel trapanese Bagheria. Le ragazze frequentano la scuola nel mattino, nel pomeriggio conducono una vita del tutto normale, poi quella oscura parentesi, quel lusso nero entro il quale si rimane costretti, incastrati. Così purtroppo funziona, ma ci auguriamo funzionava la dura fabbrica dei sogni delle giovani miss. Don Mario Sorce, prete per missione ma a controllo delle infrastrutture per dedizione. Arturo Cantella. Che novità abbiamo in merito agli incontri col vice ministro Cancellieri? Allo stato attuale io mi sono sentito fino a poco tempo fa sia con il Vice Ministro Giancarlo Cancellieri, sempre disponibilissimo agli incontri, e mi diceva che, vista la situazione particolare del governo, di rimandare di qualche giorno, di qualche settimana eventuali altri incontri. Ma ho sentito ad esempio Valerio Mele, che è il responsabile regionale di ANAS, con il quale ci sentiamo spesso, anche perché ogni volta che qualcuno mi segnala una situazione io faccio un po' da pungolo di questi rappresentanti a servizio della comunità, e devo dire che danno ampia soddisfazione degli interventi che sono in atto, almeno attualmente, nel territorio siciliano. Noi continuiamo a monitorare. Quando dico noi mi riferisco al cartello sociale, assieme anche ai sindaci, tutte le realtà che abbisognano di una maggiore attenzione. Ogni giorno mi faccio una capatina sotto il Ponte Morandi per vedere a che punto sono i piloni, mi faccio qualche giro per le strade interne per vedere se ci sono situazioni critiche, e poi quando è possibile e il colore delle giornate lo permette, mi faccio anche una capatina un po' verso nord o verso sud, a seconda della statale che è necessaria andare a visitare. Parlo della 189 come anche della 640. Non ultima anche la Sciacca Palermo, che attualmente è caratterizzata da 4 semafori, è diventata pure lì un'odissea, però ho sentito proprio su questo Mele che diceva che a breve qualche semaforo verrà eliminato perché ci sono diversi interventi. Quindi il lavoro di monitoraggio e di messa insieme delle forze per fare sinergia continua, noi lo faremo fino a quando naturalmente ne avremo la possibilità. Se questo governo andrà in crisi e non avremo più un referente privilegiato come Giancarlo Cancellieri, che faremo? Passeremo alla fase 2 del cartello,
che sarà quella non più eventualmente da pungolo, ma se fosse il caso e non dovessimo trovare un interlocutore valido, accreditato e disponibile come è stato fino ad adesso il nostro Vice Ministro Cancellieri, faremmo da pungolo, denunceremmo, faremmo quello che da cittadini ci viene permesso nel avere anche il diritto, dovere di far presente che alcune cose devono essere trattate, come abbiamo sempre detto, allo stesso livello da Milano fino all'ultima delle nostre città, che potrebbe essere Siracusa o Agrigento. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Nuovo sequestro all'ex patron Bluetech Roberto Ginatta. Le indagini sui fondi per la riqualificazione del sito industriale di Termini Imerese in provincia di Palermo hanno portato a un decreto di sequestro preventivo. C'è il servizio. Ancora un sequestro per l'imprenditore Roberto Ginatta, il patron di Bluetech SpA, accusato di aver fatto sparire 16 milioni di finanziamenti pubblici destinati al rilancio dell'ex Fiat di Termini Imerese nel Palermitano. Il giudice delle indagini preliminari di Torino ha disposto il sequestro, così come chiesto dalla procura, di una villa a Fiano, Torino, che vale 3 milioni di euro. Sequestrato anche il parco circostante, che si sviluppa per quasi 5 ettari, secondo la ricostruzione degli investigatori del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo. Anche questa villa, intestata ad una società, farebbe parte del patrimonio del manager indagato per malversazione ed autoriciclaggio. Nel giugno 2020 era scattato l'arresto per Ginatta, che è stato però annullato dalla Cassazione. A dicembre Finanzieri gli hanno sequestrato una villa a Sestriere del valore di 1 milione di euro. Adesso il nuovo provvedimento. Ginatta ed i Cursi sono accusati anche di autoriciclaggio per aver riempiegato circa 14 milioni di euro di tale profitto illecito di attività economiche, imprenditoriali, finanziarie e speculative del circuito economico legale. Le indagini svolte dagli specialisti del gruppo tutela spesa pubblica del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo hanno permesso di dimostrare l'intestazione del complesso residenziale dove risulta abitare la famiglia Ginatta ad una società schermo al fine di ostacolare l'attività di aggressione patrimoniale da parte dell'autorità giudiziaria. La villa, situata all'interno del parco regionale La Mandria di Torino, ha un'estensione di 1701 metri quadri e 46,5 vani ed è dotata di varie autorimesse e piscina. La misura cautelare si aggiunge, come detto, a quelle personali e reali eseguite nello scorso 2020 nei confronti non solo dello stesso Roberto Ginatta, ma anche del figlio Matteo Orlando e di Giovanna Desiderato, per le correlate condotte di bancarotta e riciclaggio poste in essere nell'ambito della gestione di Bluetech SpA in amministrazione straordinaria, della Metec SpA dichiarata fallita in data 11 dicembre 2020 e della MOG SRL, tutta riconducibile al gruppo familiare dei Ginatta. Le indagini, spiega il colonnello Gianluca Angelini, comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo, e come apprendiamo dai colleghi di Repubblica, hanno evidenziato come la proprietà di Fiano fosse nella effettiva disponibilità dell'indagato e solo formalmente schermata tramite una società semplice con oggetto attività di locazione. La società, prosegue l'ufficiale, non ha mai conseguito redditi derivanti dall'affitto dell'immobile, che in realtà non è stato mai oggetto di locazione, risultando di contro costantemente utilizzato come abituale residenza. Il TAR di Palermo dichiara inammissibile il ricorso proposto dai Talcali contro il comune di Realmonte. La società aveva predisposto un progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di sali potassici. La proposta di approvazione del progetto era stata già sottoposta nel 2012 al Consiglio Comunale, che aveva deliberato di non accogliere il progetto. Vediamo. Siamo felicissimi di poter comunicare che finalmente la querela giudiziaria relativa alla questione Italcali sembrerebbe definitivamente chiusa, ed infatti ieri l'avvocato dell'ente, Girolamo Rubino, mi ha comunicato che il TAR Palermo ha dichiarato inammissibile il ricorso, l'ennesimo ricorso presentato dall'Italcali contro il comune. Colgo l'occasione per ringraziare la precedente amministrazione di cui ho fatto parte, Lillo Zicari, che con me ha
portato avanti questa battaglia che è relativa alla crescita di un territorio che passi attraverso la bellezza e quindi alla netta negazione di ogni forma di insediamento industriale che siano incompatibili con il nostro territorio. Inaugurato a Montevago in occasione del 53esimo anniversario del terremoto del Belice, il museo all'aperto denominato Percorsi Visivi. Si tratta di un'esposizione ambientata all'interno del vecchio centro del comune belicino, tra i ruderi che rappresentano la drammatica testimonianza della devastazione causata dal sisma del 1968. Ed anche Gibellina si riappropria della sua memoria con un museo dedicato al sindaco Ludovico Corrao. Ci sono i nostri servizi. Tra il 14 e il 15 gennaio del 1968 un grave terremoto colpì la valle del Belice, una vasta zona compresa tra le province di Agrigento, Trapani e Palermo. Tra i comuni maggiormente rasi al suolo vi fu quello di Montevago. Ieri il sindaco della città, onorevole Margherita La Rocca Ruvola, ha inaugurato per l'occasione un'iniziativa culturale denominata Percorsi Visivi, un museo a cielo aperto tra i luoghi del sisma, in collaborazione con l'associazione La Smania Addosso, è fatta grazie anche al contributo della regione siciliana, tra cui l'Assemblea regionale e l'assessorato al turismo. L'obiettivo di questi percorsi visivi museo a cielo aperto, questo è il nome che è stato dato dall'associazione La Smania Addosso quando ha pensato di riqualificare questi luoghi, vuole rappresentare proprio la rinascita di questo territorio, la memoria storica che non può essere abbandonata, la riqualificazione di quello che è rimasto dopo il trauma del 68 a distanza di 53 anni. Vari interventi in questi anni sono stati fatti nella vecchia Montevago, dal Baglio Ingoglia che è stato riqualificato e utilizzato durante il periodo estivo per momenti culturali, ricreativi, piccole rappresentazioni, mostre e quant'altro, al recupero di questi luoghi con le abitazioni che sono rimaste in piedi, al recupero della Chiesa Madre grazie ad un finanziamento che il governo Musumeci ha concesso al comune di Montevago di quasi 750.000 euro e che consentirà il recupero del pavimento, la catalogazione dei massi e la possibilità di mettere in sicurezza le colonne che sono rimaste in piedi dopo il terremoto. E l'idea è venuta proprio anche in virtù di questa impresa che per me è un'impresa titanica, non tanto per il contributo che può anche essere relativamente modico, 740.000 euro, ma per quello che rappresenta per questo luogo, per quello che rappresenta per la memoria di Montevago, per chi ricorda il terremoto attimo per attimo e per le generazioni future che possono attraverso questi luoghi riscoprire l'identità e l'appartenenza. Da qui l'idea di fare un percorso prima di arrivare alla Chiesa Madre e il percorso è quello che abbiamo inaugurato questa sera. Abbiamo utilizzato proprio la data del 14 gennaio per ricordare il 53esimo e nello stesso tempo per dire al territorio, alla Valle del Belice, ai montevaghesi, Montevago c'è, questa Montevago vecchia si è vestita a nuovo, le pareti rimaste in piedi rappresentano, quella dietro le mie spalle rappresenta la primavera, rappresenta lo sbocciare della vita, rappresenta, diciamo così, la rinascita. C'è un bimbo che gioca a palla, che rappresenta l'innocenza, la purezza. Malgrado ci fosse il terremoto, quel bambino continuava a giocare perché non aveva capito a cosa stava assistendo. E poi ci sono degli ambienti che sono stati nuovamente, diciamo così, ricostruiti con suppellettili, con quadri del momento, con il calendario del 68, qui l'artista Ligama è stato bravissimo perché ha fatto un piccolo murales dove è rappresentata un'anfora e un altro dove è rappresentato un vecchio divano, come se il tempo lo avesse sgualcito, insomma, ecco. Quindi proprio abbiamo reso vivi questi luoghi. Questo hanno fatto i ragazzi della Smania Addosso, che non finirò mai di ringraziare, però mi tocca ringraziare anche il presidente dell'Assemblea regionale, l'onorevole Gianfranco Miccichè, per un contributo considerevole che ha dato per l'iniziativa, e l'assessore al turismo, sempre l'assessore regionale al turismo Maglio Messina, che ha dato un altro contributo, altrimenti tutto questo ovviamente non si sarebbe potuto realizzare.
Completato il riallestimento del MAC, ovvero Museo d'Arte Contemporanea di Gibellina, che ospita quasi 2000 opere di coloro che accorsero nel Belice per ricostruire la cittadina all'indomani di quella tragica notte fra il 14 e 15 gennaio 1968, nel segno dell'arte, coinvolti dal sindaco del tempo, ovvero Ludovico Corrao, a cui il museo è intitolato. Il MAC di Gibellina dovrebbe riaprire a fine aprile prossimo, emergenza Covid permettendo, dopo 6 anni di chiusura. Un complesso riallestimento che ha ridisegnato interamente gli spazi, permettendo l'esposizione di 400 opere, il doppio di quante esposte prima, ma che tuttavia rappresentano sempre una parte delle oltre 2000 che compongono l'intera collezione, la più ampia del Sud Italia. Pitture, sculture, grafica, fotografie e maquette delle grandi opere. 8 sezioni di un percorso espositivo storico-cronologico dal primo Novecento alle ultime avanguardie che raccontano una storia di rinascita nel segno dell'arte. Moderni servizi aggiuntivi, una sala proiezione, un bookshop settoriale di editoria d'arte e una caffetteria nello spazio consultazione della biblioteca. Prevista anche la riapertura della sezione didattica rivolta alla formazione degli studenti del territorio. Ridisegnata anche l'ampia corte che conduce all'ingresso, pronta a trasformarsi in una sezione en plein air. Si potrà rivedere lo straordinario ciclo della natura realizzato sul posto nell'84 da Mario Schifano, la notte di Gibellina di Renato Guttuso, dipinta nel secondo anniversario del sisma, quando si accesero 1000 fiaccole per ricordare allo Stato le macerie e le baracche. Torneranno visibili i presenti, ovvero drappi cerimoniali, simboli della religiosità contadina, ricamate dalle donne di Gibellina su disegno di artisti di caratura nazionale, come pure fotografie e testimonianze legate al terremoto e ai mesi immediatamente seguenti, immagini e cronaca dei primi soccorsi, il dolore, le macerie, i morti, i primi tentativi di ricostruzione, la vita nelle baracche, le lotte, l'abbandono dello Stato, le manifestazioni, l'appello del mondo dell'arte. Come affermava il sindaco del tempo di Gibellina, ovvero l'alcamese Ludovico Corrao, nulla è più inutile della cultura, ma nulla può essere fatto senza questa inutilità. Se un popolo si toglie la forza del sogno, entra in uno stato di psicosi, di malattia inguaribile. Rocca Palumba nel Palermitano aderisce al progetto Street Art, le cabine elettriche diventano opere d'arte. Vediamo. Rocca Palumba aderisce al progetto Street Art, le cabine elettriche diventano opere d'arte. L'amministrazione di Rocca Palumba, piccolo paesino del Palermitano, noto per la coltivazione del fico d'India, ha aderito all'iniziativa promossa dal E-Distribuzione per riqualificare le vecchie cabine elettriche, trasformandole in vere e proprie tele per le street art, interpretando e raccontando in maniera originale e innovativa gli aspetti peculiari del territorio. Ben presto, una delle cabine elettriche presenti nella cittadina, che punta sulla crescita turistica, diventerà una vera opera d'arte. L'amministrazione comunale di Rocca Palumba ha voluto cogliere questa opportunità per riqualificare una grande cabina elettrica sita all'ingresso del paese. Grazie ad un accordo stipulato con E-Distribuzione, l'azienda sta provvedendo ad eseguire i lavori di messa in sicurezza della cabina, tra cui il rifacimento del tetto con la rimozione dell'amianto. Toccherà ad un artista selezionato da un'apposita commissione realizzare la grande opera di street art, che dovrà essere rappresentativa per Rocca Palumba, con gli elementi che più la caratterizzano. È stato già indetto un concorso di idee rivolto ai cittadini, residenti e non, in forma singola o associata, artisti, pittori, collettivi d'arte, associazioni, al fine di identificare l'opera artistica che andrà ad arricchire le due facciate della cabina. All'artista vincitore del concorso che realizzerà l'opera sarà dato un compenso di 2.500 euro. Il progetto riqualificherà l'ingresso di Rocca Palumba, rendendolo più bello e accogliente sia per i cittadini che per i turisti. Sul sito www.comune.roccapalumba.pa.it è possibile scaricare il bando e il modulo di partecipazione al concorso. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.